Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura la politica. Si sono conclusi ieri pomeriggio i primi 11 dei 12 congressi provinciali e delle città metropolitane di Forza Italia. Eletti 11 coordinatori e gruppi di coordinamento. Con quelli che saranno eletti a Siracusa il giorno 4 febbraio saranno scelti gli 84 delegati regionali per il congresso nazionale. E passiamo alla cronaca con un incidente mortale avvenuto ieri lungo la strada per Palazzola Creide nel Siracusano. A perdere la vita un 35enne di Solarino, Salvatore Emanuele. Lo scontro tra due moto ha causato anche il ferimento di un centauro di Floridia, per cui è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Continuano invece le ricerche in mare nella zona in prossimità di Punta Braccetto, nel ragusano del 35enne tunisino caduto in acqua mentre scattava un selfie. A lanciare l'allarme sono stati alcuni connazionali intorno alle 17 di ieri. Rimaniamo nel Ragusano, dove in diverse zone di Acate sono comparse scritte sui muri e cuori rossi per ricordare Igor Belfiore, il 18enne morto 6 giorni fa. Il sindaco Gianfranco Fidone condanna gli episodi, i carabinieri invece sono alla ricerca degli autori. E in chiusura la morte di Sandra Milo ci ha lasciati a 90 anni, una delle attrici più popolari della storia del cinema italiano. Piange la sua scomparsa il mondo dello spettacolo. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.